da 3 giorni sul giornale polemica sul caro rifiuti, tariffe qua nel comune di Treviso, penso che sia dappertutto, ma come mai la politica entra nella gestione dei rifiuti? Grazie, arrivederci. Grazie, Vorrei una risposta. Sì, va bene. Sì. No, dico, ormai c'è già la politica dentro il settore dei rifiuti. Il settore dei rifiuti è uno di quelli dove girano tantissimi soldi. Non a caso chi si becca l'appalto per la raccolta dei rifiuti non è un appalto di 5 anni, è un appalto come minimo di 30 anni. Loro dicono perché dobbiamo fare investimenti qua e là, solite storie, però uno dei punti su cui si è fortemente battuto anche David in primis quando è entrato in comune a Treviso è stato proprio quello, ed era riuscito a far partire un progetto pilota nelle scuole per la raccolta dei rifiuti che doveva essere a costo zero. Era a costo zero perché? Perché il costo della raccolta del materiale riciclato doveva ripagare appunto la raccolta. E così dovrebbe essere, cioè, se facciamo la raccolta differenziata non dovremo vedere aumentata la nostra bolletta, perché se noi differenziamo bene il materiale, la plastica, il vetro, eccetera, quelle sono materie prime, quindi chi le raccoglie poi le vende e con quello dovrebbe appunto abbassare i costi della bolletta. Se non è così vuol dire che ci stanno mangiando sopra perché non è possibile che nonostante ci sia il guadagno per la vendita di questo materiale che i costi salgano ancora. Quindi là bisogna veramente entrare con una lente di ingrandimento. Quindi andare a fare un salto alla contadina a verificare come mai continua Beh, è una delle cose che mi ripropongo di andare a vedere. perché, Contarina è una di quelle aziende che